Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, torneremo a parlare del maltempo ovviamente con la conta dei danni, come avete sentito famiglie che sono state, che hanno subito davvero moltissimi danni, ma anche piegati gli agricoltori ed imprese di tutto il Veneto. Andremo a Crocetta a vedere proprio cos'è accaduto in un'azienda. E poi ci collegheremo anche con le altre redazioni delle altre province per vedere com'è la situazione dopo 2 giorni dalla tempesta. Ma in primo piano anche la cronaca, perché c'è l'ennesima tragedia della strada di un motociclista deceduto e 2 feriti gravi. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a San Bonifacio per lo scontro tra 2 ruote ed un furgone. Vigili del fuoco accorsi da Caldiero hanno estratto l'autista incastrato nel furgone. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUAM e stabilizzato. Ferito in modo grave anche uno dei 2 centauri, mentre per l'altro non c'è stato purtroppo nulla da fare e il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. I 2 feriti sono stati trasferiti in elisoccorso, in ambulanza, in ospedale. E dunque, come vi avevo annunciato, torniamo a parlare del maltempo perché ammontano a 290 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona. Per i danni causati dalla grandine del tardo pomeriggio di mercoledì, le squadre del corpo integrate con personale proveniente anche da fuori regione hanno lavorato per rimuovere piante e mettere in sicurezza i tetti con la rimozione di elementi pericolanti. Il comando di Venezia ha eseguito dall'inizio dell'emergenza 120 interventi con 56 ancora in coda. A Padova ne sono stati eseguiti invece 90 di interventi, 20 sono ancora in coda, così come a Vicenza 50, 15 ancora in coda. A Treviso invece 17 gli interventi eseguiti e a Verona invece sono 13. Ed ora non so se riusciamo a collegarci già con il nostro Christian Arboit insieme alla Nicoletta Rizzetto. Ecco, lo vedo già che si sta preparando, che si trova a Crocetta del Montello. Come avevo detto, parliamo della conta dei danni di imprese che sono state piegate da questa tempesta. Christian, buongiorno. Sì, Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta seguendo la parte tecnica. Mi trovo all'interno dell'azienda De Castelli, una delle aziende simbolo del territorio qui sul Montello, un'azienda che si occupa di arredamenti in metallo. Sono stati attimi veramente concitati l'altra sera quando la grandinata dei record ha battuto forte in questa zona. Vedete, qua si è già corsi ai ripari. Il titolare Albino Celato che è qui con me ci stava spiegando che insomma siete intervenuti subito, ma insomma sono stati attimi davvero paurosi. Sono stati 10 minuti veramente di paura perché c'erano queste bombe che arrivavano, che erano grosse quanto un arancio, quanto una pallina da tennis, e che veramente facevano paura veramente nell'uscire e cercare di andare. Anche tanti dipendenti che hanno cercato di mettere in sicurezza l'auto, che non hanno rischiato di uscire perché c'era il rischio di farsi far male dalla grandine, e quindi anche tutte le auto di dipendenti distrutte. Qui in azienda abbiamo avuto dei danni importanti per quanto riguarda i vetri, le vetrate, da cui sono entrate queste bombe e che poi naturalmente con l'acqua, e anche soprattutto il fotovoltaico appena collegato. Lunedì avevamo fatto l'ultimo collegamento del secondo impianto e mercoledì sera distrutto al 50%. Allora, quindi i vetri sono stati subito sostituiti? Allora, i vetri immediatamente il giorno dopo abbiamo trovato un'azienda disponibile che ha fatto un intervento veramente di tamponare in maniera veloce, però anche non è assolutamente definitiva, per fare in maniera di non creare danni alle macchine, perché se io vado a intervenire su queste macchine qua e mi cade dell'acqua, mi succede, ho danni incredibili su macchine a controllo importanti, ma soprattutto per mettere in sicurezza anche le persone che con i vetri non ci fossero qualche distacco di pezzettini di vetro e andasse sulla testa di operatori. Soprattutto questo, tra l'altro, ecco, le possiamo vedere macchine a controllo numerico
Adesso addirittura questa qua la stanno facendo l'installazione nuova, ma ne sono anche le altre nuove. C'è il laser che proprio aveva un foro proprio sopra il controllo numerico del laser e cadeva acqua. L'assurdità è stata che la tempesta è arrivata quasi che c'era pochissima acqua. Dopo 2 ore è arrivato un acquazzone di acqua incredibile, quindi abbiamo dovuto non solo coprire le macchine, ma andare anche in magazzino e spostare tutti i pallet pronti per la spedizione, perché altrimenti era tutto quanto da buttare. Ecco, sono macchine ovviamente all'avanguardia. Quando parliamo di transizione 4.0 parliamo di questo sostanzialmente. Questa è la digitalizzazione delle aziende che deve succedere. Questa è la macchina 4.0 collegata con il MES, collegata con l'ufficio tecnico, macchina di veramente il massimo che può fornire la tecnologia ora. Una volta messi in salvo ovviamente i dipendenti, gli operai, la vostra primo obiettivo sono le persone, non c'è nulla che vale più della vita di una persona, quindi sicuramente la salute, quindi sicuramente le persone prima e poi naturalmente i valori delle macchine che ci sono e del materiale finito pronto. Ecco, e quindi il problema per lei, così come per tanti qui in zona, tanti privati, sono i pannelli fotovoltaici. Fotovoltaico, noi abbiamo 2 impianti fotovoltaici, uno su questa struttura e uno sull'altra struttura. Quello messo 6 mesi fa, attivo 6 mesi fa, è rovinato al 30%. Abbiamo contato proprio i pannelli rovinati e scheggiati, sono il 30% esatti. L'altro, ironia della sorte, l'altro impianto fotovoltaico da 200 kW collegato lunedì mattina, mercoledì sera ha il 50% di pannelli rovinati. Comunque sono centinaia di migliaia di euro di danni. Purtroppo sì. Coperti dall'assicurazione, perché abbiamo una copertura assicurativa che va a coprire tutto, però si sa che le coperture assicurative non vanno a coprire il 100%, quindi sicuramente danni importanti ce ne sono. Grazie mille Celato. Qui con me anche la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, con cui ci siamo sentiti spesso in questi giorni per monitorare l'evoluzione della situazione e la conta dei danni, che è una conta dei danni molto lunga e complessa, perché a essere coinvolto, come avevamo detto, è il patrimonio privato, quindi tante case, tanti proprietari di automobile, insomma è un puzzle. Sì, in effetti la valutazione dei danni si sta facendo adesso. Noi stiamo chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione, perché proprio questo è. Purtroppo sono partiti i lucernari, sono partiti soprattutto i pannelli fotovoltaici, tantissime auto, le cristalli, perché non è una grandinata che spoglia l'albero, qui è semplicemente un grosso masso che dove cade buca. E quindi abbiamo bucato un sacco di cose e questo ha fatto danni ingentissimi, soprattutto ai privati effettivamente in questo caso, perché sono partiti i tantissimi pannelli solari, sono partiti i Velux, i lucernari e sono partiti i cristalli delle auto. Alla fine saranno milioni e milioni di euro di danni su tutto il territorio tra Pederobba, le frazioni di Onigo in particolare, Levada, Nogare qui di Crocetta del Montello, Cornuda. Sì, questa è Supergiù l'area, come giustamente dite, è Supergiù l'area dove, almeno per quanto conosciamo noi, si è proprio scaricato sto evento. Pensando solo al valore che hanno le aziende nei tetti in termini di pannelli, si sta prestissimo a creare milioni di danni, ma veramente anche proprio in termini di... Poi questa sarà tutta energia che non produciamo più, cioè c'è un danno che si sta creando e che si manifesta un po' alla volta. Questo è un tema, energia che non si produrrà più, perché appunto il patrimonio di pannelli fotovoltaici spesso nuovissimo è andato letteralmente distrutto. Sì. Credo, almeno dicono i tecnici, io su queste cose per carità non capisco, però dicono che anche se i pannelli sono lesionati un po' sì, un po' no, comunque tutto l'impianto che deve essere rimesso a posto, quindi si blocca proprio l'efficienza di tutto l'impianto, mi dicono dopo
Poi tra l'altro il signor Celato ci diceva il tema è anche quello dello smaltimento, il costo sta nello smaltimento di questi pannelli fotovoltaici. Allora, il preventivo che ci è arrivato dall'azienda che si è installato il fotovoltaico è privo di quello che sarà il costo per lo smaltimento, perché lui ancora non ha un'idea di cosa costerà lo smaltimento, quindi non solo costi solo del rifacimento, di posizionare in quota i pannelli, ma anche di smaltire quelli rovinati. Cioè, sono 400 adesso non mi ricordo in maniera esatta, ma circa oltre i 400 pannelli, 200 sono distrutti, sarà un importante costo anche questo. E dovrà essere smaltito correttamente, assolutamente. E questo è un tema anche per gli amministratori pubblici, sostanzialmente soprattutto per gli amministratori pubblici. Sì, è un tema importante e che deve essere quantificato e che alla fine ricadrà ancora una volta sul privato, sulle aziende che già hanno sopportato di tutto in questo periodo. Aggiungiamo ulteriori costi e imprevedibili per cui uno non riesce, deve intervenire subito e in maniera senza averli quantificati e messi a bilancio prima. Cioè, capisco la difficoltà, per questo che sarebbe importante che ci venisse riconosciuto, parlo per tutto un territorio perché poi il mio comune, ma siamo tutti nella stessa situazione, è importante che ci sia un aiuto anche per queste zone. Ecco, quindi adesso c'è questo stato di emergenza, Zaia lo ha esteso anche ai comuni dell'Alta Marca dopo quanto è successo martedì sera in Comelico e nell'Alto Cadore. Insomma, diciamo che voi restate in fiduciosa attesa di un cenno da parte del governo, da parte della regione. Ma certo che sì, ma sono convinta che come sono sempre stati vicini continueranno anche ad esserlo. È importante che ci sia un ritorno, cioè che effettivamente, concretamente ritorni un sostegno alle aziende, ai privati, perché pensiamo anche alle famiglie. Adesso fatalmente siamo in un'azienda, ma le famiglie parlavo prima con un concittadino e dice non trovo il lucernario della mia misura, mi entra l'acqua. Adesso abbiamo un'altra allerta meteo, cioè anch'io a casa, siamo tutti presi così. Lei stessa, sindaco, ha avuto dei problemi, insomma. Come tutti che altri, sì, anch'io il cristallo dell'auto, il lucernario a casa, pazienza, siamo tutti presi così, quindi è importante sapere che almeno c'è un supporto. Effettivamente. E poi il tema, ma sicuramente ne parlerai nel corso anche di questa prima edizione, Daniela, è quello dei pezzi di ricambio che non si trovano anche presso le carrozzerie. Ieri eravamo proprio a quest'ora in una carrozzeria di Masera. Insomma, è una situazione molto delicata perché è uno stillicidio, possiamo parlare di uno stillicidio di interventi e di danni. Io credo anche l'importanza dell'immediato intervento, perché noi siamo stati fortunati perché lavoriamo la lamiera, abbiamo la lamiera in casa, siamo tagliata e abbiamo provveduto a rimettere in sicurezza il tutto e coprire. Però abbiamo trovato l'azienda, un lattoniere che ci fa l'installazione, ma se fosse stata un'altra azienda e stasera piove, se entra l'acqua su questi macchinari, entra anche sulle aziende, cosa si fa? Quindi anche la celerità, la velocità dell'intervento è stata per noi, è stata tra virgolette facile, ma immagino aziende che non avessero lavorato in materiali che si possono usare per riparare, cosa hanno subito e cosa potrebbero subire. Assolutamente, e qui comunque raccontiamo l'ennesima storia di persone, di imprenditori, di lavoratori, di amministratori che si rimboccano subito le maniche. Quindi io veramente vi ringrazio. Grazie Albino Celato, titolare dell'azienda dove ci troviamo, l'azienda De Castelli, leader dicevamo nell'arredamento in metallo, lo avete visto anche con questa strumentazione innovativa 4.0 che è stata messa in salvo fortunatamente grazie Marianella Tormena, sindaco di Crocetta del Montello. Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit, grazie a Nicoletta ed anche ai suoi ospiti. Avete sentito danni davvero ingenti e insomma persone che devono fare i conti con una tempesta che ha distrutto davvero tantissime cose, dalle macchine, avete visto, alle aziende. E tra i comuni, qui eravamo nel Trevigiano, invece tra i comuni più colpiti invece della cintura urbana padovana, anche Vigo d'Arzere, e ci colleghiamo proprio in diretta con la nostra Valentina Visentina e Cristian Roccallende che ci fa vedere invece che cos'è accaduto in una palestra del paese. Sentiamo Valentina. Valentina, buongiorno.
Buongiorno da Vigo d'Arzere per continuare a raccontarvi quelli che sono i danni della violenta grandinata e del vento forte che ha sferzato la cintura urbana e Padova nella sera di mercoledì. Io mi trovo alla palestra Vela di Vigo d'Arzere, uno dei luoghi più colpiti dalla violenta grandinata. Qui con me c'è Valentino Bellemo, il titolare, e vediamo alle sue spalle quello che rimane della guaina del tetto. Il tetto che è volata dalla parte opposta sul palazzo di fianco, quindi una forza incredibile il vento, ha tolto via anche la grondaia che era dalla parte opposta dello stabile, quindi è volato via tutto. Vetri crepati e infranti dalle bombe di grandine che si sono abbattute in questa parte del paese. Ma Valentino, ci puoi mostrare cosa hai trovato poi ieri mattina? Perché tra le altre cose fortunatamente tu avevi appena chiuso la palestra e non c'era nessuno all'interno. Non c'era più nessuno e avevamo chiuso da praticamente, tra l'altro avevo chiuso un po' prima perché erano andati via tutti, e anticipando la chiusura non c'è stato nessuna persona coinvolta. Perché di solito alle 9 di sera qui c'è gente che si allena. Sì, alle 9 si stanno ancora allenando. Fortunatamente non c'era più nessuno, chiuso, e anch'io mi sono salvato, diciamo, tra virgolette. E questa, Valentino, è un po', adesso mostriamo con le immagini quello che rimane della palestra, perché poi il controsoffitto è crollato e qui dentro ieri mattina cosa hai trovato? Ho trovato un cumulo di macerie perché il tetto è volato via, il controsoffitto si è riempito d'acqua e quindi è crollato praticamente sopra le macchine, soprattutto qui c'erano 50 centimetri di macerie, quindi tutto l'impianto elettrico, i condizionatori, tutto da buttare, cioè non si salva poco niente, insomma, dell'attrezzatura. Tantissimi danni, e ci raccontavi dopo il periodo difficilissimo del Covid, ora... Tra l'altro 3 anni di Covid, cioè 2 di chiusura, 1 di restrizioni, quest'anno era l'anno della ripresa e quindi finalmente potevamo stare più tranquilli ed è arrivata questa, cioè che non ci voleva proprio, insomma. Nel frattempo noi continuiamo a camminare all'interno della sala, che qui dove stiamo camminando in questo momento c'erano fango e macerie provocate dal crollo del controsoffitto. Questo per darvi proprio l'idea della forza del vento e della potenza della grandine, che sono bombe. Anche il soffitto, perché ci sono dei buchi anche da qualche parte e quindi sembrava un bombardamento dall'alto, cioè, bombardamento è quasi una mezza alluvione insieme, cioè sembrava... Io non ho mai visto una roba del genere. Danni ingenti, ma la volontà anche di ripartire. Sì, in un primo momento un po', diciamo, giù di morale, perché sembrano ancora una volta dopo tutti i sacrifici. Quest'anno tra l'altro festeggiamo i 10 anni di attività e si vede che, non lo so, un punto di ripartenza, speriamo. Insomma, noi adesso siamo chiusi ovviamente perché non possiamo aprire e speriamo per settembre di riuscire a quantomeno ripristinare le cose, diciamo, indispensabili e basta, insomma. Ringraziamo Valentino Bellemo per la sua testimonianza, quindi i danni visibili non solo alle campagne e agli alberi abbattuti in strada, ma anche proprio agli edifici come questa palestra che ora dovrà cercare di ricominciare. Da Vigo d'Arzere è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentini. Noi ci spostiamo ora nel Vicentino, a Belvedere di Tezze, con la nostra Sharon De Carlo. Ne abbiamo parlato, gravi danni anche all'agricoltura. Sharon, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, gravissimi danni all'agricoltura. L'agricoltura è in ginocchio, soprattutto qui nella zona di Tezze sul Brenta. Siamo a Belvedere di Tezze sul Brenta e sono in compagnia di Giuseppe, il titolare dell'azienda agricola. Facci vedere, Giuseppe, che cosa è successo. Sì, possiamo dire che la grandinata dell'altra sera è stata devastante. Ci sono stati parecchi danni, soprattutto alle colture orticole. E molti prodotti maturi, pronti da raccogliere, risultano danneggiati, invendibili. Per esempio vedete questo melone, cascata il chicco di grani, il chicco possiamo dire addirittura quasi grosso come un'arancia e una mela, è letteralmente scoppiato, e così anche molte angurie, molti pomodori.
cosa possiamo dire? Che il lavoro, i sacrifici di un'intera stagione sono partiti, se ne sono andati in un quarto d'ora. Un quarto d'ora e addio al lavoro di veramente tanto tempo. Come si fa a ripartire con questi presupposti? È difficile, però bisogna rimboccarsi le maniche, impegnarci. E poi noi possiamo dire che anche la soddisfazione di vedere i nostri prodotti, anche l'apprezzamento che la gente fa dei nostri prodotti ci dà quella forza, quella carica per proseguire, andare avanti e rimboccarci le maniche. Siete un'azienda a conduzione familiare, un'azienda comunque anche giovane. Come si fa adesso a ripartire? Ci vuole buona volontà, impegno. E tutto sommato noi ci riteniamo anche fortunati perché questa parte del paese, la parte orientale, la grandinata è stata meno violenta rispetto alla parte occidentale, dove ci sono stati molti danni anche alle abitazioni, anche agli edifici, insomma, ai tetti. Facci vedere da vicino i danni qui proprio alle angurie. Questa è un'anguria che è completamente scoppiata. Vedete, questa anguria era proprio nel pieno della sua maturazione, è stata colpita al centro dal chicco di grani e è letteralmente scoppiata. E così, vedete, ce ne sono, penso che in tutto questo campo, così ce ne saranno dal 70-80%, sono tutte così, quindi potete immaginare anche i danni dal punto di vista economico. Anche perché vediamo proprio la differenza, no? Tra un'anguria come quella, esattamente, che questa è un'anguria vendibile, corretto? Quella è ancora vendibile, ma per esempio queste che sono... Questa è anche solo tagliata, non è più vendibile. Quella si può consumare nel giro di 2 o 3 giorni, altrimenti diventa marcia. Però da un punto di vista di mercato non può più essere venduta. Non è più vendibile. Ecco. Ok, quindi sì, una situazione veramente complessa. Sentiamo in questo momento Daniela tuonare, quindi la domanda viene da sé: avete paura di un'altra tempesta di ghiaccio? Certo, perché quando arriva una cosa così noi siamo sempre con gli occhi rivolti al cielo sperando che non capiti di nuovo una cosa del genere, ma se guardiamo anche per esempio questa stagione con le calure che ci sono, è immaginabile che potrebbe risuccedere. Da una parte o l'altra può ricapitare una cosa del genere. Grazie mille Giuseppe. Daniela da Belvedere di Tezze sul Brenta è tutto, intanto vi restituiamo la linea. Grazie davvero Sharon, grazie anche ai tuoi ospiti, avete sentito davvero il lavoro di che in 15 minuti si è veramente volatilizzato la disperazione degli agricoltori con ovviamente avete visto prodotti che non sono ovviamente più vendibili, una situazione difficile. Fra l'altro, lo sapete, c'è ancora l'allerta meteo, come avete sentito già si sentono i tuoni nel Bassanese, nel Vicentino, insomma una situazione difficile, tutti davvero con il naso in su, con la speranza che non ci siano tempeste di quella intensità come abbiamo visto proprio quel mercoledì pomeriggio. Speriamo insomma che ci sia sì un temporale, ma non di certo quelle tempeste, quelle grandinate che provocano quei danni così ingenti come stiamo vedendo ormai nelle nostre prime edizioni con i collegamenti nelle varie province. Ed ora invece andiamo avanti con la cronaca. Siamo nel Vicentino, un magrebino si è denudato, ha picchiato e ha fatto resistenza a pubblico ufficiale ed è stato ovviamente arrestato. Sono le 4 del mattino e il buio è ancora per strada quando la polizia, davanti al casello autostradale di Vicenza Ovest, tira fuori la paletta rossa. Viene fermata un'auto con a bordo 3 persone, 2 uomini e una donna. I 2 passeggeri aprono le portiere e tentano la fuga. Gli agenti delle volanti chiamano rinforzi e con l'aiuto di una seconda pattuglia piombata sul posto riescono a bloccare la donna che era scappata con un 40enne magrebino. Ed è proprio l'immigrato, evidentemente alterato, che a quel punto si denuda in forma di sfregio ai poliziotti. Poi si riveste, ma tenta la fuga attraverso i campi, viene inseguito dagli agenti. Il fuggitivo attraversa la tangenziale mettendo in pericolo la sua vita e quella dei poliziotti, che comunque riescono a bloccarlo e a contenerlo, anche se lo straniero sferra calci e pugni per divincolarsi. Per questo viene fatto salire in auto e portato in questura, ma durante il tragitto l'uomo continua a sferrare calci e pugni finché, rotto il lunotto posteriore, tenta di raccogliere i vetri per procurarsi dei tagli.
Anche in questura continua ad essere violento e si avventa irosamente contro i poliziotti. Qui viene medicato dai sanitari del SUEM 118 e infine viene arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali e danneggiamento. Il pubblico ministero ha disposto il rito direttissimo, al termine del quale il 40enne magrebino è stato condannato a 9 mesi di reclusione con sospensione della pena. Continuiamo con la cronaca. Dal Padovano ha spintonato la commessa del negozio che aveva appena derubato. Un 43enne marocchino è stato arrestato ieri dopo la rapina ad un'attività commerciale di via Carrarese a Piove di Sacco. L'uomo è stato scoperto mentre rubava alcuni capi cercando di rimuovere l'antitaccheggio nel tentativo di fuga. Ha spintonato la commessa facendola cadere, individuato poco lontano dai carabinieri, è stato arrestato per rapina. Ed ancora invece nel Vicentino, rapina con un coltello in pieno centro a Thiene. Un 32enne nigeriano è stato denunciato. Thiene, denunciato a piede libero. Un nigeriano in pieno centro, in piazza Scalcerle, punta un coltello addosso a una passante e le strappa la collana d'oro. Poi si fa consegnare il cellulare e, non contento, anche la fede nuziale. La vittima è una turista 54enne che, sotto shock, subisce l'aggressione da parte dell'immigrato che si dilegua facendo perdere le sue tracce. I carabinieri, allertati, piombano sul posto e trovano la donna in stato catatonico che, pur avendo notato la gazzella dei militari passare, non riesce a richiamare la loro attenzione. Le indagini permettono però agli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte e alla descrizione, di risalire al malfattore che, subito dopo la rapina, si è nascosto in un cortile condominiale. Alla mano sinistra ha una grossa fasciatura medica e al polso il braccialetto d'ingresso al pronto soccorso. In questo modo i carabinieri, indagando negli ospedali della zona, riescono a risalire al presunto responsabile della rapina, che abita nell'Alto Vicentino insieme ad altri connazionali. A distanza di 20 giorni i carabinieri, pur non ritrovando la refurtiva, hanno raccolto elementi probatori a carico del nigeriano per attribuirgli la responsabilità della rapina. L'indagato, oltretutto, è stato riconosciuto senza ombra di dubbio in fotografia dai testimoni e dalla vittima. Per questo l'immigrato disoccupato, 32 anni con precedenti di polizia per rapina, è stato fotosegnalato e denunciato in stato di libertà. Rimaniamo nel Vicentino. Oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente è stata sequestrata ad un cittadino albanese residente nel comune di Romano Dezzelino e l'uomo è stato arrestato. I militari della Guardia di Finanza provinciale, nel corso di un'attività di controllo, hanno prima identificato l'uomo e svolto una perquisizione all'interno della sua abitazione e all'interno di un comodino della camera da letto. Sono state recuperate bustine di marijuana ed altre nascoste nei cassetti di una scrivania in un armadietto del garage, per un totale di 519 grammi. Nel Trevigiano invece un'operazione dei carabinieri, lavoratori senza protezioni contro le cadute, sospesa l'attività di 5 ditte edili. Sono state 14 le attività finite nel mirino dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, irregolarità scoperte anche in un'azienda del settore della ristorazione ed una società che opera nel settore del volantinaggio. L'attività quindi di 5 aziende edili, 2 in un cantiere di Motta di Livenza e 3 in cantiere di Montebelluna, è stata sospesa dai carabinieri del nucleo ispettorato in collaborazione dell'arma territoriale dell'ispettorato del lavoro durante alcuni controlli che si sono svolti nei giorni scorsi. Il provvedimento è scattato per tutte queste ditte per aver impiegato in quota senza predisporre idonei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Nel caso del controllo di Montebelluna, una delle attività è stata anche sanzionata perché stava operando in un cantiere senza aver redatto il piano operativo di sicurezza. Dunque controlli, lo sappiamo, che continueranno anche nel corso delle prossime settimane per verificare la regolarità dei luoghi e la sicurezza soprattutto dei luoghi di lavoro. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio, ora andiamo invece a Venezia perché parliamo di un annoso problema che è quello dei borseggiatori con lo sciopero poi dei treni, quindi cittadini a presidiare la città. Ce ne parla la nostra Ilaria Marchiori, la vedo sullo schermo. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo qui nei pressi della stazione di Venezia, la stazione di Santa Lucia, come vedete tantissimi i turisti che vanno e vengono, di conseguenza sono tantissimi anche i borseggiatori, sappiamo essere un problema che affligge la città, in particolare nei giorni di sciopero come quello di oggi, sciopero delle ferrovie. Insieme a noi ci sono due membri del gruppo Cittadini Non Distratti che stanno dando il loro notevole contributo proprio nel trovare e nel spesso cogliere sul fatto molti dei borseggiatori. Alla mia sinistra qui c'è Monica che è tra l'altro balzata proprio agli onori delle cronache anche proprio per il suo quello che è stato definito pickpocket. Cosa significa, Monica? Pickpocket, borseggiatori, attenzione borseggiatori, praticamente abbiamo ritrovato. Monica, spiegamolo perché non tutti allora, i veneziani lo sanno, lo conoscono, chi ci segue lo sa, però che cosa significa? Lei cosa fa quando si rende conto che c'è un borseggiatore? Ce lo può fare proprio qui in diretta? Allora, quando c'è un borseggiatore praticamente inizio a gridare, segnalando la presenza e gridando attenzione, attenzione borseggiatori, pickpocket. Così, visto che è una parola diciamo in inglese e penso che l'inglese lo sappiano tutti, almeno i turisti si allertano nel tenere la borsa o il portafoglio e vedono queste borseggiatrici o borseggiatori. Funziona? Funziona parecchio, funziona sì, anche questa mattina purtroppo sono stata anche vittima di una mezza aggressione qui dentro in stazione, adesso in questo momento ce ne sono all'incirca 10-12 che girano, visto che nei vaporetti, essendoci sciopero, i pontili sono semivuoti. E una proprio mi è venuta incontro e mi riprendeva col telefonino, voleva che io l'aggredissi addirittura. Io assolutamente sono rimasta ferma. In modo da poter far passare lei dalla parte del torto? Esatto, infatti gridava mi picchia. Ci sono i video a testimoniare, ci sono dei video dei turisti che hanno ripreso tutta la scena, che mi sono fatta girare prontamente e quindi proprio sono attrici nate oltre ad essere borseggiatrici e so che in questo momento anche da ieri ci sono anche due minorenni, una di 12 anni e una di 15 anni. Praticamente voi li conoscete? Diciamo di sì, ci sono le borseggiatrici, quelle storiche, che sono da anni, cioè non da un anno, una decina d'anni che operano qui a Venezia, e più c'è un ricambio continuo di borseggiatrici nuove, ecco, che poi diciamola tutta, queste borseggiatrici sono le stesse che girano Milano, Roma, nelle principali città italiane e nelle principali città europee, perché il fenomeno borseggio è in tutta Europa. Noi abbiamo video da tutta Europa con le stesse borseggiatrici ed è gravissima questa cosa qua, gravissima. Ecco, qui c'è un altro membro dei cittadini non distratti, tra l'altro che cosa vediamo qui? Voi avete creato proprio questa sorta di volantino, cosa si legge? Sì, certo, e questo qui è il nostro volantino che avevamo già proposto tanti anni fa alle istituzioni, chiedendo che potesse essere affisso sui punti di maggiore afflusso turistico, sui pontili dei servizi pubblici, all'interno dei vaporetti e nei luoghi appunto dove si verificano soprattutto i borseggi. Allora a questo punto io direi che la parte nostra come volontari l'abbiamo fatta, adesso devono intervenire le istituzioni. Siamo stanchi di promesse, parole, ci servono i fatti, la situazione è completamente fuori controllo.
Quindi esortiamo appunto i turisti a fare più attenzione, però esortiamo anche le istituzioni che devono assolutamente tutelare i cittadini e i pochi residenti veneziani rimasti a Venezia. In giornate come oggi voi dovrete essere particolarmente attenti, è importantissimo proprio anche il vostro contributo, siete determinati e coraggiosi. Sì, certo, adesso abbiamo anche un buon sostegno da parte di parecchi cittadini che ci aiutano inviandoci filmati e fotografie di queste borseggiatrici, borseggiatori, quindi abbiamo un po' questo conforto da parte, aiuto da parte anche di cittadini che sono sempre più numerosi che aderiscono appunto a questo tipo di iniziativa. E speriamo appunto che serva a far muovere soprattutto le istituzioni tutto questo. Oramai è un problema appunto che ha preso delle dimensioni enormi, è stato pubblicizzato in tutto il mondo, quindi a questo punto veramente è sempre più difficile nascondere la realtà. Ci sono coinvolti soprattutto, il problema più grande è che ci sono coinvolti anche i bambini, ragazzini di 11-12 anni che vengono reclutati da questo racket dei borseggi internazionale, non è solo una cosa locale, è internazionale. Monica, cosa voleva aggiungere? Ha aggiunto già. Allora le chiedo io, perché ho sentito che voleva intervenire solo in velocità, che poi dobbiamo restituire la linea. Lei è diventata famosa pur non volendolo diventare, perché ovviamente non era questo il suo obiettivo principale, è stata addirittura contattata da emittenti estere perché questa sorta di sistema vuole come essere copiato e portato proprio anche in altre città come possono essere Venezia. Esatto, io questa risonanza mediatica non me l'aspettavo. La cosa che ci fa rallegrare è che in tutte le principali città europee stanno seguendo il nostro modulo, e a noi questo perché il problema sta proprio emergendo dappertutto, a Londra, dappertutto, addirittura da Bratislava, quindi siamo fieri, continuiamo questa battaglia, però c'è da dire che adesso tocca anche al ministro Nordio. Il ministro Nordio deve mettere subito mano alla riforma Cartabia, sono mesi che glielo diciamo e devono prontamente mettere mano, perché così non si può andare avanti. Anche se le carceri sono piene, devono trovare una soluzione e deve essere in tempo veloce, non si può più aspettare. Grazie, su questo appello al ministro Nordio qui da Venezia ringrazio i nostri ospiti, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche ai suoi ospiti. Noi torniamo a parlare di dei temi che sta facendo discutere in questo periodo, che è quello delle baby gang. L'abbiamo visto, baby gang che imperversano non solo nel Trevigiano ma nel Padovano, l'abbiamo visto nel Vicentino, nel Veneziano, una situazione che preoccupa davvero, perché sempre più sono i giovanissimi che partono addirittura da casa con coltelli, che aggrediscono coetanei per rubare magari il cellulare o una catenina, una situazione che preoccupa. E proprio a proposito di baby gang, dopo i fatti che sono accaduti anche a Monselice nel Padovano, dove un quindicenne è stato accoltellato durante una rissa tra coetanei, il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari, interviene per spiegare il lavoro del governo proprio sulle baby gang. È un fenomeno purtroppo in aumento, indipendentemente ovviamente dai territori, e l'effetto emulativo è spaventoso, quindi merita un intervento che ovviamente non può essere solo ed esclusivamente di carattere punitivo, ma c'è bisogno di molta prevenzione, e questo lo stiamo facendo ovviamente in collaborazione anche con tutto il governo, prestando attenzione al tema della scuola, al tema dello sport, al tema degli spazi. Stiamo studiando in particolare un strumento che daremo ai rappresentanti istituzionali dei nostri territori, in primis i questori, per cercare di intervenire in maniera preventiva nei confronti di coloro che si macchiano di questi episodi, purtroppo anche in età molto giovane, addirittura in età non imputabile, per sanzionare subito loro, chiamandoli
davanti alle loro responsabilità, di fronte alle loro responsabilità, assieme però ai genitori. Figure ovviamente fondamentali nell'educazione. Noi dobbiamo ritornare al valore del rispetto delle regole, al valore del rispetto dello Stato. Il rispetto dello Stato lo avete sentito, ma soprattutto valori, ne abbiamo parlato più volte anche nel corso delle nostre edizioni. Ma ora insomma, parliamo di un altro argomento che invece è importante, che preoccupa, perché è quella della mancanza di plasma, la mancanza di sangue. Lo facciamo insieme a Wanda Pradal, presidente dell'Avis regionale. Buongiorno. Vediamo se mi sente. Presidente, buongiorno. Collegamento un po' difficoltoso, presumo. Lei riesce a sentirmi adesso? Sì, la sento perfettamente. Perfetto. Presidente, dunque, come ogni estate purtroppo si torna a parlare di un'emergenza che è quella del plasma, del sangue. Com'è la situazione attualmente? Diciamo che la situazione attualmente non è preoccupante, l'unica cosa è continuare a sollecitare la donazione, a invitare i donatori e le donatrici ad andare a donare, perché comunque con l'estate, voi sapete benissimo, noi sappiamo benissimo che la stanchezza dei donatori, che comunque sono cittadini comuni come noi che lavorano tutto l'anno, si fa affievolendo. Le meritate ferie, le vacanze sono già alle porte e sono già anche iniziate, pertanto l'invito che vorrei fare oggi è proprio che i donatori prima di andare in ferie e di andare in vacanza vadano a donare. È fondamentale donare il sangue, come lo è fondamentale donare il plasma. Assolutamente, il plasma, come tutti ormai sappiamo, è l'elemento per fare gli emoderivanti che servono giornalmente ai nostri ammalati, patologie particolari che ne necessitano giornalmente di questi emoderivanti. Pertanto l'invito, non voglio dire appello, perché io penso che ai donatori sia sufficiente dire di invito a continuare a donare. Questo è quello che oggi vorrei dare il messaggio. Ecco, nell'ultimo periodo, Presidente, c'è stato un aumento o meno dei donatori? Diciamo che i donatori, il periodo diciamo che è alternante, nel senso che abbiamo dei periodi con più donatori che si presentano a donare, anche di idoneità da farsi, e periodi meno. Io penso che non dobbiamo preoccuparci, l'unica cosa è continuare ad invitare a farlo, questo sì. Noi abbiamo necessità di avere dei donatori giovani all'interno delle nostre fila. Il motivo è che magari qualche donatore datato, magari con qualche patologia, non può più donare, ma anche chi arriva al limite di età per poter donare, di conseguenza abbiamo necessità che sia rimpinguati le nostre file. Poi in questo periodo mi sento anche di dire che c'è questa benedetta o come lo vogliamo chiamare, zanzara, di conseguenza la preoccupazione viene meno, nel senso che ad ogni donazione viene appunto fatto la NAT, che è un esame particolare per verificare se il donatore ha avuto la puntura della West Nile virus. Pertanto anche qua dobbiamo tranquillizzare i donatori che vadano a donare assolutamente, perché comunque viene verificata anche questa problematica. Ritornando al discorso dei donatori che sono sempre meno, io non mi sento di dire che sono sempre meno, ci sono, l'importante è continuare ad esserci. Ecco, abbiamo sempre parlato anche insomma, di invitare, come si dice, i giovani a donare. Riscontrate che da questo punto di vista insomma, questo invito è stato accolto? Diciamo che i giovani, se ben motivati, accolgono volentieri questo invito a donare. Noi, come sappiamo già tutti, siamo nelle scuole di tutto il Veneto e iniziamo anche dalle elementari fino appunto alle scuole superiori. Pertanto io penso che sanno benissimo l'utilità del sangue. È ovvio che i giovani devono essere motivati, dobbiamo dare loro la possibilità anche all'interno dei nostri consigli che ci siano, in modo tale da capire cosa vuol dire essere solidali verso l'altro. Abbiamo appena terminato un bellissimo progetto che si chiama All of Me Choral Cori, e fra l'altro questa sera lo presenteremo all'Ago Film Fest di Redine, e hanno partecipato tanti giovani e ho visto veramente che se i giovani sono motivati, se diamo loro la possibilità di esprimersi, vengono fuori bellissime cose. Poi i giovani, quando arriva uno, ne arrivano tanti, sono come le ciliegie, per fare un paragone un po' così del caldo. Ecco, ci diceva di questo progetto, ce lo spiega?
Allora, questo progetto praticamente è finanziato dalla Regione Veneto, abbiamo dei partner tipo l'Atmo, Fidas e il Tempio del Donatore, poi abbiamo dei collaboratori, vale a dire tutte le aziende sanitarie che hanno partecipato a questo bando. Praticamente abbiamo messo insieme diverse realtà associative del dono, ovviamente, e diversi giovani, e insieme hanno raccontato la loro storia di donatori, di riceventi e anche di semplici volontari. E il risultato sono stati appunto 9 filmati bellissimi che si sono raccontati. Ed è questa la cosa più bella di questi video, insieme diverse associazioni per l'unico scopo, la missione unica per tutti, la donazione che può essere del sangue, del plasma, può essere come l'aido. Di conseguenza penso che fare queste attività coinvolgendo i giovani ci dà un modo per far capire l'utilità di essere solidali verso l'altro. Ecco Presidente, fra questi filmati che insomma sono stati presentati, verranno presentati, c'è un particolare, un'immagine, qualcosa che l'ha particolarmente insomma incuriosita, che l'ha emozionata, ecco? Sì, devo essere sincera, a me hanno emozionato tutti quanti i 9 video. Ma proprio vedere la freschezza di come si sono raccontati all'interno, di come vuol dire, qualcuno ha detto io ho avuto il dono, e questo è una cosa emozionante, ragazzi giovani, perché si pensa sempre che le malattie colpiscano solo le persone meno giovani, più anziani, che non è vero, perché ci sono anche dei giovani che hanno delle patologie molto particolari e su questi video lo raccontano. Io ho avuto il trapianto del midollo, io ho avuto tante donazioni, senza le donazioni non avrei potuto continuare ad esserci oggi a raccontarlo. Di conseguenza sono cose che toccano e sono cose che questi video, che poi non sono esportabili, nel senso portarli nelle scuole, nelle attività, nelle parrocchie, nei comuni, penso che valga la pena di essere guardati, e raccontati da loro direttamente ha ancora un significato più alto. Presidente, lei diceva, insomma, tutto sommato non va male, va bene, insomma, c'è sempre bisogno di donatori, c'è sempre bisogno, ovviamente. Dobbiamo continuare. Sì, è certo, c'è sempre bisogno di donatori e di sangue, di plasma. E cos'è che magari di più in questo momento c'è necessità? Diciamo che il periodo estivo ci sono gli incidenti che magari, a parte il fatto che io vedo che ci sono in tutti i periodi dell'anno, quest'anno, ma praticamente in estate, magari avendo magari qualche calo di donazioni, incidenti ci sono e dobbiamo supportarli. Penso che in questo momento noi dobbiamo parimenti donare sangue e plasma, è fondamentale, è assolutamente fondamentale. In questo momento come sangue siamo autosufficienti incrociando le dita, ovviamente, però del plasma non lo siamo ancora. Di conseguenza dobbiamo diventare anche autosufficienti nel plasma. È fondamentale dei nostri donatori che sono periodici, ben seguiti, con la salute controllata. Di conseguenza dobbiamo diventare assolutamente anche autosufficienti con il plasma, e questo è l'invito che voglio fare. Doniamo il sangue, ma doniamo anche il plasma insieme. In futuro, Presidente, altre iniziative oltre quelle che avete fatto, ovviamente ce ne saranno, c'è qualcosa in particolare anche con le scuole per l'inizio dell'anno scolastico, farete qualcosa? Diciamo che per quanto riguarda le scuole noi abbiamo già un progetto collaudato con tutte le provinciali e continueremo a fare quello. Ovviamente all'interno cercheremo di mettere progetti anche diversi per così sollecitare anche lo studente a farsi promotore, anche non solo ascoltare ma anche promotore di questa bellissima cosa che è il dono di sé. Sì, diciamo che gli studenti sono tutti sotto controllo da parte delle nostre provinciali e comunali. Penso che è un lavoro veramente di squadra e continueremo ad esserci nelle scuole, è fondamentale. Gli studenti sono il nostro presente e anche il nostro futuro, ovviamente, come donatori. Penso che sollecitare loro e far capire cosa vuol dire appunto contare per l'altro, per l'amico o per il vicino di casa sia fondamentale. La ringrazio Presidente, grazie davvero, grazie, insomma io spero che i telespettatori abbiano sentito e questo insomma è davvero molto importante per salvare delle vite, quindi è importante continuare a donare, soprattutto come diceva lei, andare a donare prima di andare in vacanza è già un gesto davvero molto bello. Grazie davvero Presidente.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Noi torniamo a parlare della situazione del maltempo, l'abbiamo visto fra l'altro, ancora un'allerta meteo, quindi cittadini, imprenditori, ma anche agricoltori davvero preoccupati e quello che è accaduto ovviamente ha avuto dei risvolti perché sono state davvero centinaia, per non dire di più, le auto danneggiate e una situazione, lo hanno detto tutti, mai vista, una tempesta davvero imponente e i carrozzieri stessi ci hanno raccontato che ci sono i centralini in tilt, perché ovviamente tutti dopo questa tempesta si sono rivolti ai carrozzieri. Sentiamo. Diciamo che le persone sono molto sconvolte, demoralizzate e non sanno dove, cosa fare né come prendere la situazione. Adesso vediamo, cerchiamo un po' prima di rasserenare le persone e dopo prenderemo la decisione come comportarsi per le riparazioni. Saranno comunque riparazioni molto lunghe e ci vorrà tanto tempo perché le macchine sono tantissime. Mai vissuta una cosa del genere. Da quando il maltempo si è abbattuto sull'Alta Marca, i centralini delle carrozzerie sono andati in tilt, parabrezze implosi, finestrini rotti, ammaccature profonde. Qui siamo a Maser, qualche sostituzione è già in corso, ma le auto distrutte raccontano di tante tragedie sfiorate. In alcuni casi i tettucci sono stati sfondati. La reperibilità dei ricambi di sicuro sarà molto più lunga del previsto, insomma. Se prima era 2 giorni, adesso anche una settimana, anche 15, 20, non si sa. E probabilmente le ferie non aiutano in questo, magari no, le ferie non aiutano in questo perché manca pochissimo a Ferragosto, quindi anche con i fornitori non sarà così facile. Anche con i fornitori non sarà facile. Ore complesse anche per le compagnie di assicurazione e gli agenti sul territorio. Anche qui per la mappatura dei danni e per le varie procedure ci vorrà del tempo. Da stamattina alle 7 da casa hanno incominciato a chiamare, ma giustamente i danni sono tanti, non solo sulle macchine ma anche sui fabbricati industriali e non. E quindi fotovoltaici e tutta sta roba mette in pensiero la gente, chiedono, siamo assicurati, è tutto a posto, perché comunque sta diventando una costante questa, insomma, ecco, perché ogni anno c'è sta roba. Abbiamo incominciato la settimana scorsa, adesso vale, questa e non è finita. Ed ovviamente anche si parla di ristori, memore di quanto accaduto con il tornado nel 2015, siamo nel veneziano, è tornato a parlare anche il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, mentre anche l'ospedale è stato danneggiato. Siamo ritornati indietro nel 2015 d'improvviso, rivivendo un po' quei drammi legati all'impotenza di fronte a una forza naturale appunto straordinaria che colpisce dichiarando però il fatto che bisogna fare qualcosa. All'indomani dei danni subiti soprattutto da privati, il sindaco di Dolo, nel ringraziare il governatore Zaia per aver inserito anche i comuni della Riviera nella richiesta dello stato d'emergenza, evidenzia però le difficoltà avute e tuttora in essere in parte con i ristori, quando il comune è stato colpito dal tornado nel luglio 2015. La percezione però all'indomani è quella di un paese ancora una volta in ginocchio, ecco, stanco, mortificato. Che si aspetta una risposta pronta da parte delle istituzioni, a ciascuno la propria parte in termini di responsabilità, ma soprattutto in termini, ecco, di tempestività. Oggi stiamo ancora chiudendo le pratiche del 2015, ecco, abbiamo ristorato tutti grazie all'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte. Ecco, ci auguriamo tutti che sia questa invece un'occasione tempestiva anche di risposta per far vedere le istituzioni vicine e insieme ai cittadini. Colpite anche le auto dei carabinieri e l'ospedale di Dolo, dove la grandinata ha provocato la rottura di numerose vetrate, danneggiato gli impianti sui tetti, le coperture, la segnaletica all'aperto. Il maltempo non ha infierito sui reparti di degenza, ma ci sono state pesanti conseguenze sul lavoro degli operatori del pronto soccorso e del SUEM 118, con l'aumento degli accessi in serata, oltre interruzioni e difficoltà nell'operatività dei servizi informatici.
Danni considerevoli anche per i mezzi dell'emergenza urgenza che il personale ha dovuto comunque utilizzare per garantire i soccorsi e per le urgenze secondo le necessità. Ed ora cambiamo invece argomento e ci spostiamo nel Trevigiano, dove c'è una zona che è proprio alle porte di Treviso, una zona degradata, sacchi neri, vestiti, oggetti di ogni sorta, scarti di generi alimentari. Si tratta della zona dell'Atera a Monigo, che è una vera e propria discarica a cielo aperto. Ci hanno chiamato i residenti che che abitano di fronte proprio a questa zona in via Castagnola, e ci hanno detto di aver addirittura presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Sentiamo. Le immagini parlano di più delle parole. Una zona degradata alle porte della città. Siamo a Monigo, a pochi passi dal campo di rugby. Si tratta di un'area dell'Atero ormai vuota. Girando fra le vie dove gli edifici un tempo erano abitati, ora ci sono sacchi neri, scarti di generi alimentari, vestiti, giocattoli rotti, bottiglie e oggetti di ogni tipo. Il regno per topi e bisce. I residenti di via Castagnole sono esasperati. La zona però appunto è in totale degrado e abbandono, c'è stata un'inerzia totale da parte delle istituzioni che sono state contattate tramite email dei residenti di via Castagnole, l'area appunto confinante, e per cui hanno pensato in data di ieri mercoledì di inviare un esposto presso la Procura della Repubblica di Treviso. Passando da una parte all'altra lo scenario non cambia. Non solo, ma oltre alla spazzatura già presente c'è anche chi pensa bene ad aggiungere altri sacchetti. Immagini che sono state consegnate alle forze dell'ordine. Proprio a ridosso di uno degli edifici Atera è parcheggiata da tempo una macchina, ormai abbandonata, divenuta discarica, che nel portabagagli ha una bombola GPL. Lasciata così al sole, ritengo che, visto anche le temperature, insomma, un minimo di pericolo ci possa essere. Immaginiamo solo se qualcuno dovesse dar fuoco all'auto, cosa potrebbe succedere. Una situazione già segnalata dai cittadini a tutte le istituzioni. La prima segnalazione al Comune di Treviso in data giugno dell'anno scorso, 22, e all'Ater chiaramente, segnalando anche all'Ufficio Igiene di Treviso. C'è stato un primo intervento con uno sfalcio, una sommaria pulizia della zona, dopodiché da giugno dell'anno scorso più nulla. In questa palazzina chiusa, come si può vedere, una finestra è stata aperta. In passato qui di notte bivaccavano diverse persone, ci spiega il residente. Probabilmente qualcuno è tornato. Un problema di igiene pubblica e sicurezza. Solo in questo edificio rimane una famiglia. Intorno la desolazione, immondizia, erba alta e degrado. Ed ora parliamo invece dell'immigrazione, un altro dei temi insomma spinosi di questo periodo, il tema dell'accoglienza dei profughi. Questa mattina per la prima volta di questo tema ha parlato il prefetto di Padova, Francesco Messina, arrivato da poco in città. Sentiamo le sue parole. La situazione attuale è una situazione gestibile. Andiamo avanti con la consapevolezza che questa è una questione che deve essere in qualche modo oggetto di attenzione non localmente ma a livello nazionale. Il Ministero dell'Interno, attraverso le sue iniziative e la responsabilizzazione dei prefetti, sta lavorando nella direzione migliore. Abbiamo un commissario straordinario nominato apposta per questo. Lavoriamo tutti insieme perché è un problema che riguarda l'intera comunità e riguarda anche, come dire, l'intera nazione. Quindi io sono, come dire, abbastanza ottimista, nel senso che vedo risposte in qualche modo, non vedo risposte negative. È un fenomeno che dobbiamo gestire perché ha una proiezione nel tempo ancora lunga e quindi troveremo il modo, come dire, troveremo la quadra. Ed ora nel Vicentino, sempre per parlare di emergenza migranti, continuano gli incontri tra il prefetto e i sindaci del Vicentino alla ricerca di posti per l'accoglienza in vista di nuovi arrivi a Cornedo, che si era visto recapitare profughi proprio sotto il comune.
Emergenza profughi esplosa nel Vicentino la scorsa settimana quando ad Altavilla, Sovizzo, Cornedo, Castelgomberto e Gambellara gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi. Migranti che ogni comune ha tentato di sistemare come poteva, mentre per Castelgomberto sono stati ricollocati dalla prefettura dopo l'SOS del sindaco per la mancanza di strutture idonee. A Cornedo solo il minorenne è stato portato in una struttura protetta, mentre gli altri due restano in attesa, al momento accolti dalla parrocchia. I 2 profughi adesso sono stati fotosegnalati, inizia il loro iter amministrativo come richiedenti asilo, quindi con un esito positivo o un esito negativo della richiesta. Nel frattempo rimangono nel limbo, per così dire, e quindi nel frattempo chi mi aiuterà come Cornedo sarà la parrocchia. Quanto emerge dal confronto tra sindaco di Cornedo e il prefetto, il secondo della serie di incontri convocati con gruppi di sindaci del Vicentino a Contragazzolle per sondare la disponibilità di spazi a disposizione sul territorio destinati a fronteggiare l'emergenza e i nuovi arrivi, tavolo a cui erano presenti anche Caritas e Croce Rossa. Non ho i mobili strutturali, ho avuto una mano tesa da parte della parrocchia del comune di Cornedo che mi è stata riconfermata. A Gambellara non ci sono alloggi, sembra strano, non ci sono. Non abbiamo spazi, lamentano i sindaci che aprono le porte all'accoglienza ma chiedono anche un sistema di integrazione organizzato, come Gambellara in cui 3 giovani profughi del Benin arrivati la settimana scorsa sono ospitati in una sala del centro associazioni assistiti dai volontari. Questo non è inclusione vuol dire dare loro la possibilità di autogestirsi, dare loro la possibilità di lavorare, ma soprattutto di avere un tetto, no? Una stanza, un tetto. Caccia agli spazi dunque, per cui alcuni comuni si mettono in rete. Noi abbiamo già 48 migranti all'interno del nostro territorio in un'accoglienza assolutamente diffusa, quindi noi abbiamo detto a Chiariter che abbiamo aderito alla tenda di Abramo, quindi attivando dei CAS, quindi dei centri di accoglienza straordinaria, però insieme a una compagine formata da 21 comuni. Ma dal Vicentino parte anche un appello all'Europa. Io volevo anche fare un appello anche ai nostri parlamentari europei affinché prendano una decisione ferma, decisa nei confronti dell'Europa, perché l'Italia non si può sobbarcare tutte queste problematiche. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in diretta. Eccoci di nuovo in studio, avete sentito, abbiamo parlato di uno dei temi insomma spinosi di questo periodo che riguarda l'immigrazione. Lo facciamo adesso, lo commentiamo insieme a Paola Roma, che è il sindaco di Ponte di Piave. Intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E Stefano Pelloni, che dovrebbe essere collegato con noi, eccolo qua. Buongiorno Stefano, Partito Democratico, buongiorno. Non ti sento, vediamo se... Ecco qua, adesso sì. Mi sentite? Sì, ok. Perfetto. Insomma, buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma, uno degli argomenti spinosi di questo periodo, lo abbiamo visto, comunque un'emergenza, un'emergenza che continua. Abbiamo sentito un po' i prefetti che stanno parlando, situazione dell'accoglienza diffusa, alcuni sindaci che dicono non abbiamo possibilità di ospitarli, altri che si stanno cercando di attrezzare, chiamando anche al rapporto anche tutte le parrocchie, situazione comunque sicuramente difficile. Paola. Sì, sicuramente, perché è una situazione che comunque va gestita strutturalmente. Stiamo parlando appunto di una gestione che è a carico ovviamente dalla parte del Ministero, ma Europa in primis ministeriale, successivamente i prefetti, che poi arriva nei comuni. Sicuramente, e lo sappiamo benissimo dai bilanci dello Stato, insomma 3 sono i ministeri che sono coinvolti, che quindi passa dall'economia all'interno a quello del lavoro, che sono appunto coinvolti in questo. Sicuramente stiamo parlando di una situazione in cui in determinati comuni già ci sono situazioni anche di CAS e di situazioni che già sono preesistenti, situazioni alle quali, al di là del vitto e dell'alloggio delle persone, va ovviamente valutato, per poterle avere nei nostri territori che già di suo hanno
situazioni anche emergenziali rivolte anche ad altre fasce di popolazione, tutto quello che va a intervenire anche sulle modalità di inserimento delle persone, perché è chiaro che servono programmi anche legati agli enti del terzo settore eccetera, che prevedano una determinata tipologia di intervento in comuni che già hanno situazioni precarie a livello delle situazioni che attualmente stanno vivendo e che dall'altra parte si trovano ovviamente a dover fare una gestione, problema che sicuramente è strutturale e che non può lasciare i comuni da soli nel gestire questa situazione. Ecco, Sindaco, e dopo lo chiedo anche a Stefano Pelloni. Ad esempio a Cornedo Vicentino l'avevamo visto, insomma, avevano portato dei migranti, insomma, lì nel comune, li avevano lasciati là, poi insomma c'è stato qualche problematica e ovviamente li hanno ripresi, ora si sta cercando di farli ospitare in varie strutture. Una situazione che dicevo è difficile e abbiamo sindaci che dicevano no, noi non abbiamo proprio possibilità di ospitarli. Nel comune di Ponte di Piave ad esempio. Allora, strutture di proprietà dell'amministrazione non ne abbiamo e gli appartamenti che avevamo li abbiamo utilizzati per le emergenze abitative, che come sappiamo c'è una grossa difficoltà di sfratti attualmente, che è anche difficile cercare delle soluzioni abitative in emergenza. Dall'altra parte anche dal punto di vista dei privati, cosa che anche nei nostri comuni era avvenuta a suo tempo, ci sono delle difficoltà poi successive rispetto poi ai costi che anche il privato comunque dovrebbe, se non c'è un intervento da parte ovviamente statale, che ovviamente, ripeto, segue vitto e alloggio della persona. Parliamo di persone, parliamo di situazioni in cui non possiamo lasciare delle persone umane in una situazione ovviamente anche di non considerazione dell'essere umano in sé. Dall'altra parte, ripeto, servono anche delle strutture, delle modalità anche di intervento che permettano una gestione strutturale del problema, che sicuramente non può essere lasciato in mano ai sindaci in questa situazione. E ripeto, quello dell'emergenza abitativa che abbiamo nei comuni attualmente, al di là anche di situazioni in cui si fa anche difficoltà ad avere l'opportunità di indirizzare anche le famiglie verso un privato che magari ha delle opportunità di sfitti, è veramente difficilissima e nemmeno noi, le nostre assistenti sociali, i nostri servizi che si muovono in maniera capillare hanno l'opportunità di risolvere in tante situazioni determinate situazioni di emergenza abitativa in cui ci troviamo a dover anche in tanti casi dividere il nucleo familiare, cosa che effettivamente tra i minori e la madre hanno anche un rilievo importante sotto il profilo dei costi dei nostri servizi. Stefano Pelloni, situazione difficile che sicuramente continuerà a far discutere non poco questa. Stiamo andando verso la strada giusta questa? Allora, dipende quale strada giusta, nel senso che mi sembra che non ci sia una strada, c'è un protocollo firmato dal presidente dell'ANCI del Veneto, il mio sindaco Mario Ponte e il ministero, il presidente della regione Luca Zaia, ma ci sono i sindaci dello stesso partito che stanno facendo le barricate contro questa fantomatica accoglienza diffusa. Allora cominciamo a dare il giusto nome alle cose, secondo me. Smettiamola di chiamare questo fenomeno emergenza. Non è un'emergenza, è una cosa che c'è dal 2015, è una cosa che adesso sta arrivando a dei numeri che rendono la situazione davvero difficile da gestire, ma questi numeri saranno duraturi per i prossimi anni, quindi non dobbiamo chiamarla emergenza, sarà una cosa strutturale alla quale i sindaci Scusami, ti eri bloccato, si era bloccato per un momento il collegamento. Alla quale i sindaci o gli amministratori o sono chiamati a dare delle risposte o governeranno questo fenomeno o lo subiranno, ma volenti o nolenti noi dobbiamo gestirlo questo fenomeno. Allora il tema è questo, secondo me. I centri di accoglienza, i CAS, le caserme, chiamiamole così, non sono più tollerabili. Le tendopoli in cui i richiedenti asilo sono da anni alla caserma Zanusso è intollerabile come situazione. Il più grande centro di permanenza CAS, le caserme Serena, il più grande del Veneto, è intollerabile.
dobbiamo gestirli in maniera condivisa. Tutti i sindaci devono farsi carico di un problema che è un problema di tutti e quindi tutti siamo chiamati a una responsabilità. È facile? No, non è facile. Se ne devono far carico i sindaci e devono essere lasciati soli i sindaci nella gestione di questo problema, oltre a tutte le altre 100 milioni di sfighe che sono chiamati a gestirsi i sindaci? No, non devono essere lasciati soli i sindaci. Possono essere lasciati dal prefetto in mezzo alla strada davanti al comune? No, abbiamo visto anche questo negli anni, anche a Treviso una corriera lasciata in Piazza dei Signori a Manildo e poi Manildo si è dovuto fare carico. Però questo problema cominciamo a gestirlo, non in maniera seria dobbiamo gestirlo. 3 persone ogni 1000 abitanti. Io non penso che sia una cifra astronomica, una cifra impossibile. È una cifra giusta per la quale tutti siamo chiamati. Ci sono le risorse sono dell'Unione Europea. È vero, gli appartamenti per le emergenze abitative non ci sono, ma questi richiedenti asilo non devono essere messi in immobili comunali, ma in immobili privati e si paga al privato questo affitto. Cioè a Treviso non sono messi in immobili privati, ma ci sono le cooperative che organizzano la permanenza in strutture private e quindi da questo punto di vista dobbiamo imparare a gestire insieme al terzo settore, insieme alle associazioni, insieme alle cooperative che fanno da anni un lavoro capillare nel nostro territorio straordinario. Dobbiamo imparare a gestire questo fenomeno, insomma. Però le barricate, anche Mario Conte mi fa sorridere, quando era all'opposizione, era il capogruppo della Lega, faceva le barricate contro l'accoglienza diffusa. Oggi leggo sui giornali che dice sì, ma sono cambiate le situazioni. L'unica situazione che è cambiata è che lui è passato dall'opposizione alla maggioranza e quindi è chiamato a risolvere i problemi e non a fomentarli. Però i problemi vanno risolti per i cittadini, perché i cittadini attendono risposte, non è che si attendono grosse propagande su questi problemi. Paola, è d'accordo? Allora, io dico che la prefettura aveva chiesto anche ai comuni a suo tempo di essere anche loro, di attivarsi per fare un CAS se avevano delle strutture proprie. Naturalmente noi non siamo in grado di poterlo avere perché non siamo in grado neanche di gestirlo con i nostri dipendenti. È logico che serve un intervento del terzo settore. Ad oggi gli immobili, quelli che avevamo pubblici, naturalmente sono tutti pieni rispetto alle situazioni di emergenze abitative. Per il privato, naturalmente, una volta, perché nei nostri territori ce ne sono state di situazioni che appunto prima diventavano CAS, poi si muoveva la situazione e si spostava. È chiaro che in questi casi, in queste situazioni, comunque queste persone entrano all'interno di una comunità con tutte le situazioni che ne convengono, perché non c'è solo il vitto e l'alloggio che può essere garantito attraverso ovviamente questa presa in carico da parte del terzo settore, ma ci deve essere una progettualità anche legata, perché sono persone che comunque abitano all'interno del nostro territorio e magari temporaneamente, ma non si sa quanto temporaneamente, perché abbiamo situazioni che dal temporaneo poi sono diventate definitive all'interno del territorio. Quindi diciamo che anche in questo aspetto dobbiamo anche capire la situazione anche sociale che i territori stanno vivendo, che non è di semplice dipanamento, nel senso che ci troviamo anche con diverse situazioni anche di conflittualità che naturalmente devono essere in qualche maniera gestite, quindi a partire da tutto quello che riguarda anche i fondi FAMI legati alla lingua, legati anche a tutto quello che comunque se dobbiamo farci carico di una persona dobbiamo anche capire come questa persona può entrare poi nel tessuto produttivo, sociale, culturale di un territorio, e quindi passa attraverso un percorso che non è semplicissimo, che ovviamente vede diversi interlocutori, questo come quello ovviamente della parte lavorativa, ma non è immediato, è una strada che naturalmente ha delle caratteristiche, e credo che ovviamente il gestire a livello strutturale un intervento di questo tipo sia necessario da parte di tutti, perché nessuno è qui tra virgolette perché cerca di trovare delle risposte che non vuole dare, ma sostanzialmente dobbiamo essere anche certi della tipologia di risposte che possiamo dare. Ripeto, a suo tempo, e parlo proprio di qualche anno fa,
Era stato chiesto anche agli stessi comuni, ma non potevamo avere il personale anche per poter gestire una questione di questo tipo, qualora appunto avessero degli immobili di propria proprietà. Certo. Nello stato attuale ovviamente ci troviamo, ripeto, anche nelle emergenze abitative abbiamo anche l'obbligo di inserire le persone all'interno di una situazione abitativa che abbia i requisiti anche previsti dalle normative, quindi anche in questo caso non ci è semplice, perché l'investimento che anche facciamo rispetto a un patrimonio che magari è vetusto diventa importante, diventa soprattutto per situazioni familiari importanti nelle quali chiaramente neanche nella ricerca del privato hanno delle risposte. Certo. Allora, prima di continuare, dopo una domanda a Stefano, una tragedia che è avvenuta purtroppo questa mattina a Bibbione, una caduta dal monopattino che ha causato la morte di un cinquantenne, stava percorrendo via Pineda, Bibbione, quando per motivi ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo, l'impatto al suolo è stato violento, nella caduta ha battuto la testa e non ha avuto scampo, subito sul posto gli operatori del SUM 118, il personale sanitario ha cercato di salvare l'uomo, ma i tentativi sono stati vani, troppo grave il trauma cranico riportato nell'impatto. Nel frattempo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale al lavoro per cercare di ricostruire questa ennesima tragedia della strada. Stefano, si parlava di comuni, hai sentito quello che ha detto la Paola Roma. A volte i comuni hanno anche difficoltà di trovare comunque delle strutture, di trovare dei posti, non solo Paola, abbiamo sentito anche altri comuni del Trevigiano, non ci sono strutture per accogliere magari numeri anche minori insomma, di quelli che siamo abituati a vedere di immigrati. Quindi come si riuscirà a risolvere questo problema? L'unica strada è quella di trovare questi posti, non stiamo parlando di cifre importanti, però per i piccoli comuni. Io faccio il caso di Treviso. Treviso, se ci fosse la regola delle 3 persone ogni 1000 abitanti, dovrebbe farsi carico di 240 persone. Oggi se ne fa carico di 1 migliaio praticamente. Allora, io penso che sia una situazione che vada risolta. Non devono andare uno per appartamento, possono andare anche in 4-5 per appartamento, insomma in situazioni dignitose, no? Io penso che un paio di appartamenti sfitti da privati in ogni comune più o meno ci siano, se cominciamo a cercarli. Poi se dopo questo censimento, dopo queste ricerche, non ci sarà, troveremo un'altra soluzione, insomma. Però intanto cominciamo a metterci pancia a terra e cercare di governare questo fenomeno cercando degli alloggi. Ma poi gli alloggi sono solo la prima cosa, bisogna pensare ai corsi di italiano, bisogna pensare al supporto sanitario e psicologico, perché spesso queste persone arrivano in Italia dopo aver subito dei traumi pazzeschi, torture in Libia, disastri in mezzo al Mediterraneo, insomma morti, eccetera, quindi drammi psicologici. E poi con cooperative che si occupano di questo vanno integrati nel percorso lavorativo. Oggi la CGIL ha fatto una ricerca in cui dice che il fabbisogno rispetto allo stato attuale è nella provincia di Treviso di 25.000 lavoratori. È ovvio che questi lavoratori devono essere formati, devono essere inseriti, integrati, però visto che anche se ci mettessimo tutti a fare tantissimi figli, i figli arriverebbero come forza lavoro fra una ventina d'anni, allora io penso che va bene pensare alla questione demografica, però nel frattempo, a meno che non vogliamo declinare come economia, sfruttare questo in positivo, questo problema, questa situazione che è una situazione difficile, io penso che sia necessario e i nostri imprenditori ce lo chiedono. E allora anche gli imprenditori dobbiamo chiedergli una mano nell'aiutarci nel gestire questo fenomeno migratorio. Io penso che anche gli imprenditori possano avere le risorse per, ad esempio, finanziare dei percorsi di formazione e di apprendimento dell'italiano. Ecco, altro problema davvero difficoltoso sarà quello dei minori, ne abbiamo parlato anche spesso, dei minori non accompagnati, perché
È una difficilissima gestione da parte dei comuni da questo punto di vista. Teniamo presente che noi nel bilancio sociale, qui parlo proprio a livello sia di comitato dei sindaci che di conferenza dei sindaci, ovviamente c'è una quota che viene destinata a questo, ci sono dei contributi che il Ministero dà, ma che li dà con 6 mesi di ritardo, quindi al momento se ne devono prendere cura i comuni e carico con il bilancio sociale. Teniamo presente che siamo riusciti come territorio, chiedendo ovviamente con la prefettura, facendo la richiesta, ad aumentare di circa una ventina di euro la contribuzione che il Ministero dà, ma che comunque è insufficiente perché non arriva sicuramente a superare il 40-42%, quindi è chiaro che tutto il resto poi viene a carico dei comuni. Su questi calcoliamo anche tutti quei minori non accompagnati che magari hanno anche disabilità, sui quali poi dobbiamo anche lavorare rispetto ovviamente a una presa in carico dei servizi e a un inserimento in una struttura che allora lì il carico diventa ancora maggiore, e per determinate tipologie di intervento proprio dobbiamo anche richiedere delle strutture fuori regione, perché naturalmente ci sono anche tipologie anche legate appunto al mondo della disabilità che prettamente non hanno una struttura che risponda a quella tipologia di intervento. Sicuramente è una delle cose che tra virgolette siamo andati anche a richiedere a livello proprio di piani di zona dei servizi sociali che verranno poi avranno il visto di congruità a settembre, anche strutture a doppia diagnosi collegate sia all'area dipendenze che all'area salute mentale, ma questa proprio a livello generale e trasversale, perché abbiamo diverse situazioni che naturalmente dimostrano un panorama anche legato al mondo dei minori in generale molto diverso a quello che c'era una volta, e sicuramente le risposte anche rispetto ai disturbi comportamentali in comorbidità con forme di autismo chiaramente chiedono delle risposte differenziate e puntuali, riguardano effettivamente il progetto di vita del ragazzo, che naturalmente se interveniamo in prevenzione è logico che riusciamo ad intervenire prima, ma arrivando a questa anche età, magari verso i 18 anni di età, è molto più difficile, perché poi si insediano una serie di valutazioni ulteriori prettamente per la maggior parte sanitarie piuttosto che sociali. Stefano, si stanno sommando varie problematiche e si sta in alcuni comuni che sono quelli un po' forse più piccoli si rischia di sovraccaricare gestioni difficili in questo momento, con problematiche che ci sono comunque già di fondo, come quella, ne avevamo parlato prima, dell'emergenza abitativa, comunque in generale, quella adesso dei minori non accompagnati. Diventa davvero difficile la gestione per comuni così piccoli comunque. Ma infatti io penso che tutta questa partita non deve essere sulle spalle dei comuni, ma deve essere sulle spalle del Ministero e finanziato dall'Unione Europea, come prevedono tutti i trattati internazionali. Quindi da questo punto di vista l'ANCI Veneto, la Regione devono fare squadra per andare a battere i pugni con le prefetture, con i ministeri. Però l'atteggiamento, il problema è che abbiamo perso 10 anni a fare una propaganda disgraziata contro l'accoglienza diffusa. Abbiamo perso 10 anni di progetti che potevano essere fatti, di protocolli che dovevano essere studiati, perché avevamo all'opposizione delle forze politiche come Fratelli d'Italia sciagurate, che per anni sono andati avanti a parlare che la soluzione erano i blocchi navali. Adesso sono al governo e ci dicono che la soluzione è l'accoglienza diffusa. Benvenuta Meloni nel mondo dei grandi che si occupano di risolvere i problemi. Allora, ovvio che se per anni abbiamo avuto delle forze politiche che parlavano di blocchi navali e non di accoglienza diffusa, adesso abbiamo perso 10 anni dal 2015, quando c'era scoppiato il primo problema migrazioni, mi ricordo con il ministro Minniti, con Renzi, con Letta, eccetera. Era il 2013-2014. Allora abbiamo perso 10 anni di progettualità, di opportunità coi territori per provare a studiare delle soluzioni. Adesso finalmente si sono svegliati di colpo e hanno pensato che l'accoglienza diffusa è l'unica soluzione. Glielo stiamo dicendo da una decina d'anni. Non deve essere l'accoglienza diffusa il modo per scaricare i problemi sulle spalle dei sindaci. Non lo deve essere. Ci sono dei protocolli, ci sono dei finanziamenti. Poi dopo, se anche Giorgia Meloni vorrà
anche dedicarsi a cambiare il Trattato di Dublino e in modo da far passare l'onere del riconoscimento e dell'inserimento dal paese che li accoglie sul confine, quindi l'Italia, alla distribuzione in tutti i paesi d'Europa, penso che ci faccia un piacere. Il problema per Giorgia Meloni e per Fratelli d'Italia è che i contrari alla modifica del Trattato di Dublino sono i suoi alleati, sono l'Ungheria di Orban e sono la Polonia e sono la Repubblica Ceca, sono tutto il blocco di Visegrad. Allora è chiaro che se una in Europa costruisce le sue alleanze con quelli che sono contro gli interessi nazionali, è ovvio che non risolverà i problemi e quindi scaricherà i problemi sui sindaci, e questo è il modo di far politica della Meloni. Purtroppo siamo arrivati al termine, è un argomento ovviamente che andrebbe discusso con più tempo. Siamo arrivati al termine. Io ringrazio Stefano Pelloni, ringrazio anche Paola Roma per essere stati con noi. Vi ricordo che c'è stata un'altra allerta meteo per questa sera, quindi insomma di prestare massima attenzione, anche se purtroppo con tempeste come quelle che abbiamo visto nulla si può fare, ma speriamo davvero che non sia con quell'intensità. Grazie davvero a Paola Roma. Io vi ricordo, adesso ci sono le previsioni del tempo, subito dopo ci sarà un film di David Cronenberg, Dangerous Method, quindi io vi lascio alla visione di questo film, le previsioni del tempo, e l'appuntamento ovviamente per domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si indebolisce, la pressione cala bruscamente sul nostro territorio, pertanto la giornata di venerdì 21 luglio sarà instabile, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con spazi di sereno alternati ad annuvolamenti irregolari. Saranno probabili fasi di precipitazioni a tratti anche intense. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 16 e 22 gradi, massime tra 28 e 33 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso poche novità, avremo una nuvolosità variabile, rovesci sparsi e temporali a più riprese alternati a schiarite, ma con maggiore probabilità nel pomeriggio sera. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole apparirà solo a tratti e in giornata saranno probabili rovesci e temporali abbastanza diffusi. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.